Bentrovati cari amici, amanti della cultura, bentrovati con la vostra terza pagina. Sarà una bella sorpresa il concerto straordinario di musica barocca svoltosi a Negrisia di Ponte di Piave in provincia di Treviso, presso la pieve di San Romano Martire. L'opportunità offertaci dall'ensemble Opera da Camera di Venezia, raffinatissimi interpreti della grande musica, peraltro nata nella nostra terra veneta, i quali ci hanno fatto un regalo immenso. Ci hanno letteralmente regalato il concerto che proponiamo in questa occasione. Un incredibile gesto di solidarietà al lavoro svolto negli anni dalla nostra radio. Siamo orgogliosi della nostra attività volta a portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. E la magnifica serata trascorsa, grazie agli amici musicisti dell'ensemble Opera da Camera di Venezia, è la più palese delle testimonianze. Con la loro arte, hanno voluto premiare l'autentica attività di promozione alla cultura, quella della musica. E altrettanta gratitudine è dovuta anche al mezzosoprano Benedetta Mazzetto, ai violoncellisti Valentina Talamini e Lorenzo Parravicini e a Mario Parravicini, raffinato protagonista alla spinetta. Musicisti incredibili per la qualità di esecuzione, ma ancor prima proprio per le calibrate scelte del repertorio, decisamente poco noto, ma di una eleganza e fluidità uniche. Non a caso il concerto è durato un attimo. E un grazie di cuore al competente pubblico, tutto impeccabile, non un applauso, non un battito di mani fuori luogo. È un programma a dir poco intrigante, coraggioso, di classe superiore, che ha messo a confronto due personalità che ben rappresentano due eccessi protagonisti della storia della musica classica nel XVIII secolo, Antonio Vivaldi e Benedetto Marcello. Di Antonio Vivaldi la cantata in re maggiore per mezzo soprano e basso continuo nei tempi aria, allegro recitativo, aria allegro. La sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo numero 6 nei tempi largo, allegro, largo, allegro. La cantata in re minore per mezzo soprano e basso continuo nei tempi aria, adagio, recitativo, aria, allegro, ma non troppo. Intanto andiamo con la prima parte. Buon ascolto.
E dopo un doveroso attimo di tregua, il concerto ci è stato offerto in solidarietà. Eccoci alla seconda parte, che è stata dedicata a Benedetto Marcello ed è iniziata con la sonata in sol maggiore per violoncello e basso continuo numero 6 nei tempi largo, allegro, adagio, allegro. E per concludere il salmo ottavo per mezzo soprano e basso continuo nei tempi allegro, recitativo, adagio, recitativo, lento, recitativo, aria, largo, recitativo
ed allegro. Grazie e buon ascolto.
Di che
volete un altro brano? Beh, sì. Faremo un'aria da un altro salmo di Marcello. Come vi avevo detto, è stato davvero un concerto inaspettato, meraviglioso, bello, 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 un programma fantastico. Ne sono particolarmente felice perché è stato anche un gesto di solidarietà alla nostra realtà. Grazie e buon ascolto.